Noi invece facciamo il video selfie, sì, certo. selfie video, chiediamo, non so se ci stiamo tutti, ecco, Ce la ci facciamo. dobbiamo stringere perché... Magari se oggi giri così è meglio. no, ma adesso è tipo il Periscope, che Ok. ogni tanto bisogna periscopare, adesso ci capito. sono anche delle signore, ma qui siamo in una villa dove non ci scandalizza comunque, ecco, ne abbiamo già parlato. Allora, Gennaro Esposito, Top Italian Chef 2016 per il suo ristorante a Vico. Ma diciamo, al di là delle medaglie e dei scudetti, è il lavoro quello che ci regala motivazioni ed emozioni importanti. Chiaramente i riconoscimenti fanno piacere, ma il minuto dopo bisogna pensare a cosa mettere in pentola, a cosa portare a tavola e soprattutto io dico sempre guardare negli occhi i clienti, perché è tutta lì la risposta, no, di tutto quello che facciamo. Beh, il carrello dei formaggi, so che il ristorante è stato premiato per il carrello dei formaggi, immagino che a Vico ancora regni. Ma noi abbiamo una bella tradizione di formaggi, soprattutto freschi, però è una delle cose che succede nei ristoranti che cerchiamo di curare bene, quindi prima di arrivare ai formaggi ci sono tante altre cose. Vabbè, ci sono anche i formaggi Ecco. e lo chef qui al Castadiva, come vi siete conosciuti? Io so già la versione Ma sua. diciamo che cos'è, un interrogatorio incrociato? Cioè, sentiamo, Allora, sentiamo. Allora, qui intanto è una terra invece più vocata anche al consumo dei formaggi, viste le temperature. Ci siamo conosciuti a Dubai, quindi un territorio neutro, e dopodiché io ho avuto subito una bella sensazione di una persona motivata, preparata e comunque con tante belle idee e soprattutto con la voglia di mettersi in discussione. Da lì poi abbiamo speso un periodo da me al ristorante e appena è arrivata questa opportunità di guidare il Castadiva ho detto se te la senti per me è una bella idea, una bella opportunità e soprattutto un bel progetto. Ed eccoci qua. E come arriva Gennaro Esposito qui da Ma tutt'altra parte? io arrivo ancora in un altro... Allora, nel frattempo noi ci conosciamo a Dubai, mi arriva la telefonata di un altro amico che mi dice sai, ti devo portare a conoscere la dirigenza di questo posto sul lago di Como, eccetera, eccetera. Io non ero forse stato su questa parte qui, magari non mi ricordo se sono stato dall'altro lato. E io ho detto il tempo che torno a Dubai e vengo. E sono salito a vedere questo bellissimo posto e sono rimasto incantato soprattutto dal fatto che noti che c'è una cura importante dei particolari, dei dettagli e quindi il nostro lavoro si basa anche nel costruire un circuito di clientela, un circuito di sapere, un circuito di competenze diverse, più si incrociano e meglio è. E per mia natura poi io sono una persona curiosa e ho detto un posto così bello non si può rifiutare. Quando sono tornato ho chiamato Massimiliano e nel frattempo mettevamo una pezza di qua e una pezza di là perché poi c'è sempre tanto lavoro da fare. Ho fatto venire Massimiliano qua senza dirgli troppe cose, quindi ho conservato l'effetto sorpresa e ha sortito l'effetto desiderato, nel senso che quando lui è arrivato ha convenuto con me, insomma, che era una bella situazione. Chiaramente non stiamo parlando della persona più importante che è a fianco di Massimiliano. In effetti è parlare. giusto parlare. Insomma, No, perché sennò questo si ritira a casa e aspetta no, è giusto parlare. È chiaro. E quindi Elnava, che pure è stata molto contenta di questo progetto e che insomma, è una spalla validissima, no? Di Massimiliano. E, insomma, siamo messi a lavorare e come al solito c'è
c'è tanto da fare, però ci sono anche tante buone intenzioni e buone idee. Quindi, prima stagione che sta appena terminando, nel momento che stiamo facendo un'intervista, con una sorta di come dire, festa di Vico al Castadiva, no? Con qualche chef per chiudere in bellezza. Ma diciamo che questo sarà un anno zero, perché sì, perché abbiamo voluto raccontare i vari momenti dell'albergo, partendo anche da cose un po' più giocose, per esempio con Alessandro Borghesi ci siamo inventati questa serata per i bambini, però non una serata con i palloncini e con i festoni, ma una serata dove i bambini hanno un approccio un attimino più gourmet, no? alla tavola, e dimostriamo anche come un piatto gourmet non è affatto un piatto complicato o fine a se stesso complicato, ma è un piatto che può essere anche tanto trasversale e soprattutto sano e nutriente per i bambini. Quindi non faremo dei piatti per i bambini, ma faremo quello che faremo normalmente per un gourmet, chiaramente evitando quegli spigoli un po' forti per i bambini. E poi l'altra cosa, faccio salto di palo in frasca, racconteremo una colazione da nord a sud, quindi dalla Sicilia a Lago di Como, appunto, perché poi più nord di così mi sa che sforiamo, sconfiniamo. E una colazione dove c'è tanta tradizione, c'è tanta italianità, un po' come i nostri menù, c'è tanta cultura popolare e sarà sicuramente una cosa molto divertente. Poi invece il sabato sera abbiamo invitato Salvatore, che è il mio storico sous-chef di Torre del Saracino, ma attualmente già da 4 anni lo chef del Mammà di Capri, molto amico anche di Massimiliano, quindi faremo una cena a 6 mani con qualche piatto di Salvatore, qualche piatto mio e chiaramente qualche piatto di Massimiliano e Dama. E che cosa ho dimenticato? Sì, la pizza. Last but not least, come dicono gli americani, faremo una serata ancora più etnica, se fosse casomai era possibile, e quindi faremo venire Franco Pepe, che è uno dei grandi pizzaioli campani, perché lui non è napoletano ma è di vicino Caserta, con la sua tecnica dell'impasto a mano, ma soprattutto col suo amore del territorio, che mette tutto su questo disco volante che viaggia dappertutto, no? Nel senso che la pizza poi alla fine è un po' questo foglio bianco che ci puoi disegnare un sacco di cose. Franco è molto legato al territorio. E poi a proposito di Pepe abbiamo invitato un'altra stranezza, ma voglio dire, negli ultimi anni succedono di tutti i colori, forse il più grande, il più bravo o tra i più bravi pasticceri per il panettone, che è Alfonso Pepe, due Pepe al quadrato abbiamo chiamato questa serata, e che porterà 2 o 3 interpretazioni del panettone, e vi consiglio di assaggiare quello con l'albicocca pellecchiera del Vesuvio, perché è straordinario, veramente dolce, ma nello stesso tempo con questa piacevole acidità, questa piacevole freschezza dell'albicocca. E anche questo sarà un'occasione per tutti di portare qualcosa a casa, nel senso di imparare qualcosa, di confrontarsi, perché poi il nostro è un lavoro assolutamente basato su questo. E magari l'anno prossimo faremo un po' di casino in più, se ce la lasciano fare, chiaramente, perché poi Festa Vico è un po' estrema, no? Chissà, vediamo. Bene, grazie quindi a Gennaro Esposito, chef 2 stelle Michelin della Torre del Saracino, Sì, siamo di Equense, dove si tiene anche la festa, esatto. E il nostro chef resident qui al Castadiva, che ha già avuto un cappello, anzi mettiamo un cappello, già un cappello, e poi vedremo in futuro altri risultati. Grazie.